Starebbe meditando, riflettendo. Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro potrebbe scendere in campo in vista delle prossime elezioni regionali e non all'interno della coalizione di centrodestra, della quale fa parte anche Saverio Romano, considerato amico e vicino politicamente del fratello Totò. Non sarebbe gradita la candidatura a presidente di Nello Musumeci. La scelta trapela dalle dichiarazioni che Silvio Cuffaro ha rilasciato nel corso di un'intervista al sito online Merito News. Noi siamo moderati, il centrodestra non esiste più, ha spiegato, e dopo il colpo alla botte ecco il colpo al cerchio. La domanda è quasi retorica: Renzi è di centro o di sinistra? Come dire, questo è il ragionamento del sindaco di Raffadali. Nello schieramento che appoggia Micari non c'è traccia di sinistra e allora il percorso sarebbe in discesa per una sua possibile candidatura nella lista dei territori da mesi sponsorizzata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando. E tornando ai contenuti politici, Silvio Cuffaro torna ad essere più esplicito su un concetto. A me sembra, ha detto, che la sinistra se ne sia andata tutta con Claudio Fava, che è rimasto faceva un tempo politica con la Democrazia Cristiana, ad eccezione di Davide Faraone che era troppo giovane. Oggi d'altronde i moderati sono in quella coalizione perché Musumeci e Salvini non mi pare possano essere definiti moderati. A noi comunque, ho osservato Silvio Cuffaro, piace sposare i progetti. Ma Totò cosa pensa di queste elezioni? Lui non fa più politica, ha chiarito il fratello, lo ha promesso e lo sta mantenendo. È tornato qualche giorno fa da Linosa, prima era stato a vendemmiare, prima ancora a Raffadali. Dicono di vederlo dappertutto, ha concluso Silvio Cuffaro, ma non fa niente.